La corsa alle elezioni europee del 26 maggio entra nel vivo con la presentazione delle liste, 17, quella della circoscrizione nord-est. Ben diverso il clima rispetto alla precedente tornata del maggio 2014, quando alla parte del Leone la fece il Partito Democratico e la Lega cercava di ripartire dopo lo scandalo che travolse il suo leader Umberto Bossi. Le previsioni della vigilia parlano di un carroccio pronto al colpo grosso, tra i favoriti il segretario veneto Gian Antonio Darè, a seguire Paola Ghidoni, Rosanna Conte, Ilenia Rento. Quotazioni in calo invece per il PD, che presenta nella lista tra gli altri Achille Variati, Alessandra Moretti, Antonio Silvio Calò, il professore, che ha accolto a casa sua alcuni migranti, e Laura Puppato. In casa 5 Stelle Antonio Candiello, protagonista delle battaglie in difesa dell'ambiente a Porto Marghera, e poi Simone Contro e Ulderica Mennella. Momento delicato anche per Forza Italia, che schiera il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, Roberta Toffanin, Matteo Tosetto, Emanuele Crosato e Anna Leso. Forza Italia che perde Elisabetta Gardini, che la settimana scorsa ha detto addio al partito. Oggi appare nella lista di Fratelli d'Italia insieme a Sergio Berlato e Remo Sernaggiotto. Nelle liste cosiddette minori, che puntano alla soglia del 4%, troviamo Più Europa Italia con l'ex grillino Davide Borrelli, Forza Nuova, Casa Pound, tra le liste escluse dall'ufficio elettorale della Corte d'Appello di Venezia in queste ore. Si tratta della lista Gilead Arancioni, capeggiata da Antonio Pappalardo, di Ora Rispetto per tutti gli animali, e la lista parlamentare indipendente, che presentava solo un candidato, Lamberto Roberti. Altre osservazioni sono state avanzate per singoli candidati di altre liste.